Dopo 6 anni siamo ancora in attesa di un'udienza del tribunale, quindi sia la causa penale che quella civile sono al momento in stallo. La vita di Alberto Caraceni, veneziano, si è fermata alla vigilia di Ferragosto di 6 anni fa, picchiato selvaggiamente e reso in fin di vita nel 2013 a Fuerteventura in Spagna per aver chiesto spiegazioni al ladro che gli aveva appena rubato la bicicletta. Da quel giorno è iniziato per lui e la sua famiglia un calvario con lesioni gravissime e irreversibili. Elena, la sorella di Alberto, racconta. Chiediamo noi quindi, attraverso una petizione che ha lanciato mia madre su change.org, chiediamo al Tribunale di Fuerteventura e di Gran Canaria di intervenire tempestivamente e fare il processo. L'appello, attraverso la nostra emittente, con una richiesta d'aiuto anche al governatore del Veneto, Luca Zaia. Al momento non abbiamo avuto risposte, quindi chiediamo anche un riscontro e un aiuto alle istituzioni italiane. Mio fratello è entrato in coma, perché aveva una frattura alla mandibola causata dal pugno appunto dell'aggressore in 3 punti. Questo gli aveva provocato un'emorragia e quindi non essendo intervenuti tempestivamente i medici ha avuto si chiama anossia. Per le lesioni cerebrali provocate dall'anossia Alberto è paralizzato alle braccia e alle gambe e necessita di terapie quotidiane pagate ovviamente dalla noi, dalla famiglia. Parla male, vede poco, ma ragiona perfettamente e ha bisogno di continua assistenza 24 ore su 24. Anche una perizia medico-legale attribuirebbe all'ospedale spagnolo pesanti responsabilità.